Buongiorno ai titoli con le principali notizie. In Sicilia dighe incomplete per 40 anni senza manutenzione. Il direttore della Protezione Civile regionale Cocina punta il dito sull'abbandono di un sistema che era stato concepito come all'avanguardia. Maltempo si è spostato nella zona di Messina, disagi soprattutto sulla Riviera Ionica. I sindaci di 15 comuni hanno chiuso le scuole per l'allerta arancione. La truffa corre online, oltre 500 i casi in Sicilia negli ultimi anni, si approfitta dell'ingenuità delle vittime. Vi mostriamo come agisce chi organizza un raggiro. A Gela 20 famiglie del quartiere Scavone, da anni occupanti abusivi delle case popolari, rischiano di essere sgomberati. Ora temono di finire in strada e dicono, mettersi in regola. A Sicilia 24 la storia di Luca, una ragazza americana che dopo aver cambiato sesso si è pentita di averlo fatto ed è tornata indietro e dice: nessuno nasce nel corpo sbagliato. Catania come Edimburgo e New York si trasforma in un teatro diffuso con il Fringe Festival che coinvolge 14 spazi della città con 59 spettacoli in 10 giorni. Calcio, le ambizioni del Catania nelle parole di Matteo Di Gennaro, il difensore rosso-azzurro a corner. La nostra forza è il gruppo. Bentrovati. E dunque dighe in Sicilia incomplete per 40 anni senza manutenzione. Il direttore della Protezione Civile regionale Cocina punta il dito sull'abbandono di un sistema che era stato concepito e pensato come all'avanguardia. Sentiamo Roberta Lunghi. Sono mancati 30 anni, 40 anni di interventi, anche di opere di manutenzione straordinaria. E questo è quello che la natura ci porta il conto oggi. Punta il dito contro l'assenza per decenni di azioni di manutenzione sulle dighe siciliane il direttore della Protezione Civile regionale Cocina durante Buongiorno Sicilia. Il sistema delle dighe siciliane era un sistema concepito negli anni 60, all'epoca all'avanguardia, in cui sono mancate poi le opere di completamento, di messa in sicurezza. Altro paradosso riguarda l'oggi per l'acqua caduta, ma non nei luoghi utili a riempire gli invasi. Pensare a un sistema di convoglio delle acque verso i bacini di raccolta nel centro della Sicilia sarebbe, aggiunge Cocina, troppo costoso. Importante investire invece le risorse su efficientamento e miglioramento dell'esistente. C'è un collettore, una grande opera che intercetta le acque del Martello, rimasto incompiuto da Porta Suanci, poi interrotto negli anni 90 per motivi vari, tangentopoli, ambientali. Ti bastano qualche decina di milioni per completarlo e ciò sarebbe un grande vantaggio. Questo, insieme ad altri interventi, fanno parte di un piano straordinario che il governo regionale ha presentato a Roma per una ipotesi di sblocco e rifinanziamento. Spreco e dispersione sono poi le aggravanti del sistema. Purtroppo le perdite sono concentrate nella rete di distribuzione interna nelle città. Lì abbiamo valori del 50%, l'intervento lì è molto costoso. Sul tema dispersione Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, torna a parlare in un post su Facebook. Ho visitato la diga Trinità, scrive, da un lato non c'è acqua e le coltivazioni muoiono, dall'altro lato, visto che non si è intervenuti con seri investimenti, l'acqua viene buttata. Il maltempo che si sposta nel Messinese, disagi soprattutto sulla Riviera Ionica. I sindaci di 15 comuni hanno chiuso le scuole per l'allerta meteo, è arrivata a livello arancione. È andato per noi Francesco Triolo. E la Riviera Ionica messinese è una delle zone più colpite dal maltempo che ha caratterizzato tutta la nottata. Nelle ultime 24 ore sono caduti oltre 300 mm di pioggia nella zona di Nizza e Fiume di Nisi, sino ai 400 e oltre tra Taormina e Fiumefreddo, dove il Consorzio Autostrade Siciliane è stato costretto a chiudere la rampa di entrata verso Catania dello Svincolo. Ma disagi ci sono registrati in tutta la rete autostradale, in particolar modo tra Roccalumere ed Acireale, anche nel tratto dove da poco è stato sostituito l'asfalto. Solo nella tarda mattinata la situazione è tornata alla normalità. Questa è Santa Teresa di Riva e il sole ha iniziato a fare capolino dopo la metà mattinata, dopo un giorno e mezzo di pioggia incessante, tanto che i sindaci della Riviera Ionica, da Sant'Alessio a Scaletta Zanclea, hanno deciso per oggi la chiusura di tutte le scuole proprio per l'allerta meteo.
15 comuni quindi in stato d'allerta, anche se la situazione è andata lentamente migliorando. Il mare in tempesta ha trascinato fango su tutta la strada con difficoltà evidenti per la circolazione, ma l'attenzione è stata rivolta in particolare ai torrenti, soprattutto a quello del Nisi. La passerella che consentiva il passaggio tra Literme e Nizza di Sicilia è stata sommersa e l'unica alternativa è rimasta l'autostrada. E a Catania si contano i danni e non mancano le polemiche scaricabarile tra enti locali, danni ovviamente dovuti all'ultima alluvione. L'assessore Petralia dice servono nuove infrastrutture, dobbiamo dialogare di più con la regione. Tonino De Mano. Non è stata una pioggia eccezionale, ma è bastato poco per mandare sott'acqua Catania con l'immagine simbolo di Via Etnea, trasformata in un fiume in piena. E come sempre partono le polemiche e tornano in auge vecchi discorsi che riguardano canali di gronda, allaccianti, sistemi di acque bianche e nere, caditoie, ostruite anche da tonnellate di cenere vulcanica. Ognuno rivendica la propria azione, chi attacca e chi si difende a seconda del colore politico. La sensazione è che i cambiamenti climatici debbano, per forza di cose, far cambiare il modo di proteggere le città, e questo si potrà fare attraverso nuove infrastrutture. E passa in secondo piano anche la polemica sulle caditoie, perché pulite o no, non avrebbero certamente potuto fronteggiare l'enorme massa d'acqua riversata su Via Etnea. D'ora in poi bisognerà voltare pagina ed agire con fatti concreti, come conferma l'ex assessore Bosco. È il momento dell'azione, ci sono dei progetti che possono essere fatti, io ne ho suggeriti alcuni, soprattutto al Forcile, dove ci potrebbero scappare anche i morti, nella zona portuale, nelle aree pedemontane. Nell'immediato si possono fare solo manutenzioni straordinarie, cioè essere sicuri che i canali che esistono, le caditoie che esistono siano in funzione. Si assiste anche ad uno scaricabarile tra enti locali, anche se l'assessore alle manutenzioni Giovanni Petralia sgombra il campo dalle polemiche. Si sta aprendo però un dialogo, nonostante le divergenze, magari le visioni diverse, un dialogo per cercare di trovare delle somme straordinarie per fare subito degli interventi. Purtroppo con le risorse, con gli uomini che abbiamo a nostra disposizione, l'ha detto il sindaco anche in un post, abbiamo un organico sicuramente limitato rispetto alla grande ampiezza della nostra città, quindi cercheremo l'aiuto della regione anche da questo punto di vista. Nelle prossime ore sono previsti massicci interventi sui tombini intasati dai detriti e rifiuti. Naturalmente si comincerà da Via Etnea, Salotto Buono e Nuovo Fiume di Catania. L'ondata di maltempo e Catania si ritrova con le strade come fiumi. Quali sono le cause degli allagamenti? Che cosa si può fare per prevenirli? Ne parleremo oggi a Sicilia 24 Focus, in onda alle 14.30. Dopo il nostro TG, ospiti di Lorena Dolci saranno Alberto Campisano, docente di costruzioni idrauliche, e Giuseppe Cirelli, docente di idraulica agraria. Inviate i vostri messaggi al 342 74 55 005. E adesso a Siracusa, dopo il crollo di ieri mattina di parte del soffitto di un'aula dell'Istituto Lombardo Radice, attività scolastica oggi ferma. In corso infatti ci sono le verifiche di agibilità di tutte le aule per accertare eventuali carenze strutturali. E la Regione ha dichiarato lo stato d'emergenza per il maltempo, ma i fondi stanziati sono ancora troppo pochi rispetto ai danni diffusi in tutta l'isola. Sentiamo Luca Ciliberti. Quasi 3 milioni di euro, una prima parziale tranche di fondi che serviranno per interventi strutturali urgenti a causa del maltempo. Pochi, solo il sindaco di Licata ha stimato danni per oltre 15 milioni di euro tra strade interrotte, caseggiati e colture. Ed è proprio per le aree agricole della piana di Licata, maggiormente colpite, che saranno oggetto di una stima più dettagliata da parte dell'assessorato dell'agricoltura. La risposta della regione però è stata tutto sommato celere. Sabato sera, durante le piogge diffuse in tutta l'isola, Genio Civile, autorità di bacino e protezione civile stavano già monitorando i fronti dell'emergenza. Domenica i sopralluoghi e lunedì il report consegnato al presidente Schifani, che ha riunito la giunta e ha nominato un commissario, Duilio Alongi, dirigente dell'assessorato alle infrastrutture ed ex capo del Genio Civile. 5 dunque gli interventi prioritari. Alla foce del fiume Salso, a Licata, nell'Agrigentino, sarà avviato un intervento urgente per rimuovere i detriti alluvionali che ostruiscono il regolare deflusso delle acque verso il mare, con l'obiettivo di ripristinare la normale funzionalità. Sul fiume di Taino si interverrà con il rifacimento degli argini attraverso il posizionamento di massi ciclopici. A Enna, dove una frana di notevoli dimensioni ha causato la chiusura al transito dell'intera sede stradale e la sospensione di alcune attività commerciali, verranno intraprese misure di messa in sicurezza dell'area per consentire la riapertura della viabilità e ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Sull'isola di Stromboli
Stromboli verranno effettuati interventi per la rimozione dei detriti che ostacolano la circolazione lungo alcune arterie compromettendo la normale viabilità. In particolare nella frazione di Ginostra saranno rimossi i residui alluvionali che rendono impraticabili diverse strade del centro abitato con l'intento di ristabilire l'accesso all'area e garantire la sicurezza degli abitanti. Manca l'energia elettrica in casa, si propongono di farle compagnia e poi la violentano, la rapinano e anche la picchiano. È successo a una donna di 54 anni a Palazzolo Acreide, siamo nel Siracusano, i suoi aguzzini, due conoscenti di 21 e 19 anni. Desiree Ferlito. Il pretesto di farle compagnia per la momentanea assenza dell'energia elettrica nella sua abitazione e di consumare insieme qualche birra si è trasformato in un incubo per una donna di 54 anni di Palazzolo Acreide, nel Siracusano. Due conoscenti della donna di 19 e 21 anni l'avrebbero violentata, picchiata e rapinata dopo il rifiuto della 54enne di consumare un rapporto sessuale di gruppo. I due aggressori avrebbero filmato la violenza con il proprio telefono cellulare. I due carnefici inoltre, prima di darsi alla fuga, avrebbero anche rubato 100 euro dalla borsa della donna, che dopo la violenza ha trovato il coraggio di denunciare i suoi violentatori. Entrambi sono stati arrestati con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, rapina e lesioni personali. Il 21enne è stato rinchiuso nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa. Il complice si trova ai domiciliari. Entrambi hanno precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. La Corte di Appello di Catania ha assolto dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di 3 bambini, la madre dei piccoli accusata appunto di prostituzione minorile. Nell'inchiesta erano coinvolti anche un carabiniere all'epoca in servizio a Francofonte e un familiare. La donna, imputata anche per maltrattamenti in famiglia, deve comunque scontare 3 anni di reclusione. E adesso veniamo alle aggressioni negli ospedali sempre più frequenti. In Sicilia passa la linea dura, un arresto al Policlinico di Palermo. La SEUS, la società che gestisce le ambulanze del 118, si costituisce parte civile e denuncerà chi danneggia i mezzi. A Catania poi il Policlinico dichiara tolleranza zero. Adelaide Barbagallo. Linea dura contro aggressioni e atti di violenza negli ospedali. A Palermo la polizia ha arrestato un immigrato di 30 anni per resistenza pubblico ufficiale. Con fare minaccioso si era presentato al pronto soccorso per richiedere una prestazione sanitaria, tentando di scagliarsi contro dei medici per poi inveire contro i poliziotti in servizio, che hanno richiesto l'intervento dei colleghi delle volanti e portato l'uomo in commissariato. E nel processo per un altro arresto avvenuto a Fiumefreddo di Sicilia, dove un uomo ha aggredito gli uomini del 118 durante un soccorso, la SEUS, la società che gestisce le ambulanze, si costituirà parte civile. Ad annunciarlo il presidente Riccardo Castro, che promette denunce e segnalazioni alle forze dell'ordine anche per l'interruzione di pubblico servizio per le ambulanze costrette al fermo tecnico in seguito ai danneggiamenti subiti. Ed è di appena ieri la nota del Policlinico di Catania che annuncia tolleranza zero contro atti di violenza e aggressioni al personale. Va avanti l'inchiesta sulla strage di Altavilla Milicia, perché appunto sapete che Giovanni Barreca, l'uomo che è accusato di aver ucciso con la figlia di 17 anni, una coppia, la moglie Antonella Salamone e i 2 figli, Kevin e Emanuele, di 6 e 5 anni. Adesso ci sono le foto dei RIS scattate all'interno della villa dove appunto si è avvenuta la strage e che ritraggono gli utensili del camino e le padelle usate per torturare le vittime. La truffa corre online, oltre 500 casi in Sicilia negli ultimi anni, si approfitta dell'ingenuità delle vittime. In questo servizio vi mostriamo come agisce chi mette su un raggiro. Marco Gullà. Truffe, raggiri, un bottino di oltre 4 milioni di euro da inizio anno, frutto di circa 500 truffe online in Sicilia. La parola d'ordine è attenzione, la truffa è sempre dietro l'angolo. Ecco perché bisogna alzare il livello di guardia quando si ricevono messaggi come quello che state vedendo. Ciao papà, ho perso il telefono, puoi contattarmi su WhatsApp? L'amo per la truffa. Noi volontariamente abbocchiamo e iniziamo una conversazione con i truffatori che si fingono nostra figlia. Il primo indizio che si tratta di un raggiro è quando il nostro interlocutore scrive: la rabbia è che ho dovuto bloccare il bancomat e tutto. Poi, altro indizio, e siamo già ad una prova. Ora ho bisogno di un tuo aiuto. Proseguiamo il loro gioco fingendoci ovviamente interessati ad aiutare nostra figlia, che in realtà era accanto a noi e guardava serenamente la TV. Ho visto un iPhone Pro Max in promozione a 980 euro. Mi aiutereste ad acquistarlo? Al nostro benestare
approfittare, arrivano anche i codici per una ricarica post-pay, prontamente rimossi appena comunichiamo che in realtà siamo giornalisti. Alle nostre domande le risposte sono insulti e minacce che ovviamente vi risparmiamo. Un fenomeno che purtroppo cresce. La leva principale è l'ingenuità delle vittime e la scarsa conoscenza delle procedure digitali. Quindi attenzione, e se proprio volete regalare un cellulare nuovo a vostra figlia, accertatevi che sia realmente lei a chiedervelo. Scoperta nel quartiere di San Cristoforo a Catania una casa di spaccio dove con un sofisticato sistema di controlli si tentava di eludere la sorveglianza delle forze di polizia. Arrestati 2 spacciatori che vendevano dosi di crack e cocaina. Adesso a Gela una ventina di famiglie nel quartiere Scavone. Da anni occupanti abusivi delle case popolari rischiano di essere sgomberati entro dicembre. Nonostante abbiano chiesto la regolarizzazione, ora temono di finire in strada. GR Italia. Istituto Case Popolari di Caltanissetta, diamo la possibilità a queste famiglie di mettersi a regola una volta per tutti e basta. Vivono da anni come occupanti abusivi negli appartamenti popolari del quartiere Scavone, l'ex Bronx gelese. Quando sono entrati, abbattendo i muri di forati che sbarravano le porte, le case erano abbandonate e in condizioni fatiscenti. Oggi quelle famiglie, circa una ventina con anziani e bambini, si trovano a dover affrontare un imminente sgombero. Entro il 12 dicembre dovranno liberare quegli spazi trasformati con fatica in case o verranno allontanati con la forza. Nonostante siano consapevoli dell'illegalità del loro gesto, queste persone però adesso chiedono di essere regolarizzate per evitare di finire in mezzo alla strada. Alcuni di loro avevano già partecipato al bando di regolarizzazione emanato lo scorso anno dallo IACP, ma l'ordine di sgombero è comunque arrivato. Sì, sono abusivo, che sono entrato abusivamente, però io voglio essere in regola. Come da contratto si devono fare nel bando 2017 rientro nella graduatoria, però loro non vogliono sapere niente. Noi vogliamo pagare, è giusto che ci mettiamo a regola anche noi. Vogliamo pagare, non che non vogliamo pagare, ma è giusto che però ci facciano un contratto e noi paghiamo quello che ci tocca di pagare. Il paradosso però è evidente: decine di appartamenti sfitti in condizioni di estremo degrado restano inutilizzati nei grandi complessi popolari di Scavone. Da oltre 10 anni non sono stati assegnati a nessuno, trasformandosi spesso in luoghi di abbandono e di degrado. Qua ci sono abitazioni che sono chiuse da decenni, che non ci abita nessuno, hanno chiuso però non hanno aperto mai nessuno. Nei prossimi giorni il sindaco Terenziano Di Stefano contatterà l'Istituto Case Popolari di Caltanissetta per chiedere la riapertura dei termini di regolarizzazione e la sospensione delle procedure di sgombero. Una breve pausa e poi vi racconteremo la storia di Luca, una ragazza americana che ha cambiato sesso ma dopo si è pentita di questa scelta e è voluta ritornare indietro. Adesso vi raccontiamo la storia di Luca, una ragazza americana che dopo aver cambiato sesso si è pentita di averlo fatto ed è tornata indietro e dice: nessuno nasce nel corpo sbagliato. L'ha sentita per noi Adelaide Barbagallo. È timida, quasi sfugge alle nostre telecamere, ma sente di dover raccontare la sua storia. Nata in America, a 14 anni ha deciso di diventare un ragazzo e ha iniziato il percorso di transizione. Per la prima volta è in Sicilia. Luca sostiene di essere stata ingannata. A 22 anni gira il mondo per dire ai ragazzini di 14, 15, 16 anni, l'età in cui lei ha deciso di fare la transizione perché non si sentiva bene nel suo corpo, perché era in crisi. Attenzione, siete troppo piccoli per decidere una cosa così grande. Luca, cosa è accaduto nella tua vita quando avevi 14 anni? Una ragazza adolescente e mi sentivo completamente dissociata con il mio corpo e quindi la transizione mi è stata mostrata come la soluzione migliore per liberarmi del mio corpo. Si è imbattuta in alcuni social e anche dei medici l'hanno consigliata. Quando hai capito che invece avevi intrapreso una strada sbagliata per te? Quindi me ne sono resa conto a 20 anni, dopo che ero cresciuta, e mi ero resa conto appunto che non era la strada giusta da fare. Ora lancia un messaggio a tutti gli adolescenti. Certo, fa paura crescere, ma è sicuramente più terribile il fatto di pensare di essere nati nel corpo sbagliato, perché tu sei il tuo corpo e anche se
magari può essere difficile andare avanti, ti assicuro che poi andrà tutto meglio. Luca è una delle tante persone dei transitioner, è tornata donna, sostiene che nessuno nasce nel corpo sbagliato. Come lei, in tanti si sono pentiti. Catania, come Edimburgo e New York, si trasforma in un teatro diffuso con il Fringe Festival, che coinvolge 14 spazi della città con 59 spettacoli in 10 giorni, oltre 200 repliche. Non solo teatro, ma anche arti performative indipendenti. Eva Spampinato. Monologhi, spettacoli, arti performative e una immersione nella cultura vissuta nel pieno centro della città. Catania riscopre, camminando da una location all'altra, la sua vocazione teatrale e per il terzo anno accoglie il Fringe Festival, nato a Edimburgo 70 anni fa e diffuso in tutto il mondo. Oggi sono ben 250 le città, da Milano a New York, che ospitano artisti e performer indipendenti provenienti da tutto il mondo. La particolarità del Fringe è che è un festival diffuso. In 10 giorni si svolgono 59 spettacoli e oltre 200 repliche contemporaneamente in 14 spazi diversi della città, 3 spettacoli al giorno, in un raggio di distanze percorribili anche a piedi. Tanto tu non ci sei e continui a non arrivare. Lo spettatore così ha la possibilità di vivere strade e luoghi del centro storico, a volte anche meno conosciuti, e contestualmente godere di performance teatrali dal grande valore e spessore culturale, che in 50 minuti di tempo invitano a riflettere su argomenti attuali, come smart work, che affronta con ironia il quadro drammatico della realtà lavorativa contemporanea. Ore 17, adesso sono un rider. Siamo una classe di lavoratori davvero poco tutelata. Fino al 27 ottobre la città etnea sarà off e sempre più vicina alla Lombardia. Francesca Vitale e Renato Leombardo, ideatori e direttori artistici del Fringe Catania, hanno fondato il Fringe Italia Off, un network che unisce i festival di Milano e Catania. Dopo la breve pausa sentiremo Matteo Di Gennaro, che è il difensore del Catania, ospite ieri a Corner, che fa il punto sul calcio Catania, appunto, sulla squadra. Matteo Di Gennaro, difensore del Catania, ieri a Corner ha fatto il punto sul momento della squadra dopo il pareggio di Foggia. Francesco Triolo. La partita l'abbiamo fatta per tutto il secondo tempo, potevamo vincerla, l'abbiamo un po' aperta tardi, però secondo me la reazione che c'è stata nel secondo tempo è prova di una squadra forte, soprattutto mentalmente, oltre che tecnicamente, ma questo è perché è composto da giocatori che non conosciamo da oggi. Ripartire da lì, ripartire dal secondo tempo e da quel cambio di mentalità che il Catania ha mostrato nella ripresa della gara contro il Foggia. Lo ha detto chiaramente Matteo Di Gennaro, difensore del Catania, che ieri è stato ospite a Corner. Un cambio di mentalità che si è evidenziato anche dopo il calcio di rigore fallito. Un'altra squadra avrebbe probabilmente mollato, invece i rossazzurri hanno continuato a spingere, a fare la gara sino a 3 secondi dalla fine, quando Inglese ha trovato il pari. Una prova di forza impressionante per il gruppo. Il primo tempo noi abbiamo approcciato secondo me bene, perché abbiamo avuto subito l'occasione con Montalto. Credo di far parte di un gruppo, di una squadra che potrebbe vincere tutte le partite di questo campionato per la forza che ha. Adesso testa al prossimo impegno contro il Latino, il primo di 3 partite in una settimana che devono servire a dare continuità e cercare di accorciare le distanze alla prima in classifica. Sono una squadra comunque di valore e non va assolutamente sottovalutata, perché poi verranno qui e, come tutte le squadre che vengono a Catania, proveranno a fare la partita della vita, perché fare il risultato a Catania per tutti loro vale doppio. È tutto per questa edizione, la prossima alle 19, vi ricordo dopo la sigla il Focus, oggi curato da Lorena Dolci. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.